Grazie Paolo, grazie Gianfranco, grazie Marco per condividere con noi questa serata. Due parole veloci su Antirugine per chi non la conosce. Spazio libero, non ha sovvenzioni se non l'ingresso responsabile, cioè siete voi sovvenzionatori e anzi sostenitori dell'attività di Antirugine, che va avanti ormai da 10 anni. Tutti i nostri amici artisti che sono passati di qua sono venuti proprio con lo spirito di condividere la serata e noi li ringraziamo e li ospitiamo sempre molto volentieri. Prossimi appuntamenti di sicuro: venerdì 24 il terzo appuntamento della National Gallery, che anticipiamo qui alla National Capanon con Guido Beltramini e il sottoscritto, e parleremo di una bellissima opera di Cima da Conegliano che è proprio in uno dei posti più belli della National Gallery, e qui insomma la descriveremo e la racconteremo tra parole e suoni. E qualche giorno dopo, cioè il 27, Charlie Chaplin ha scritto della musica bellissima, anzi tutta la musica dei suoi film l'ha scritta lui, per chi non lo sapesse, ed è musica bellissima ed è stata anche trascritta per violoncello e pianoforte, perciò eseguiremo la musica di Chaplin con spezzoni dei film il 27, chiuso. Alla fine di solito si usa impilare le sedie, cioè fare spazio, perché abbiamo il prosecco della Confraternita, che è il nostro sostenitore alcolico, e dolci portati da sostenitori golosi, e perciò continuiamo ancora per un quarto d'ora quello che è insomma le chiacchiere, gustandoci il prosecco della Confraternita di Valdobbiadene, che ha scelto appositamente per Antirugine. Qui si beve solo sui bicchieri di vetro, abbiamo escluso la plastica, perciò o vi siete portati i bicchieri da casa o li trovate qui, potete portarli, anzi dovete portarli da casa perché qui non laviamo i bicchieri. Se volete bere a canna proprio cerchiamo di escluderlo, e così. Basta, perché le parole sono tutte per voi. Grazie. Allora, questa è una di quelle serate da farvi venire il mal di testa. E se fossi io seduto lì avrei comprato uno dei quadernetti di Antirugine per scrivermi degli appunti, perché probabilmente in mezzo alle cose che vi diremo ce ne saranno almeno una, forse due, che vorreste ricordarvi dopo. Comunque, questo per anticipare il fatto che sono molto contento di parlare con voi di queste cose, ma io personalmente non parlerò del romanzo Le avventure di Numero Primo, bensì io e Gianfranco vorremmo raccontarvi come ci siamo arrivati a raccontare questa storia, mentre Paolo Gallina è l'unico titolato a dire qualcosa anche male del nostro romanzo racconto. E la ragione di tutto questo è che abbiamo immaginato una storia che si svolge domani e l'abbiamo fatto non a partire dalla suggestione di qualche opera di immaginazione altrui, o almeno non in buona fede, cioè sì, avendo letto libri di fantascienza, visto dei film, è inevitabile che dentro la testa di ognuno di noi ci siano anche quelle cose, perché no? Però in qualche modo il motore di partenza è un altro, e stasera in qualche maniera ci siamo portati dei libri, un po' sono qui e un po' sono nella testa, e di cui vi parleremo. Da questo potrebbero venirvi delle curiosità, quindi noi cerchiamo di tagliare e di lasciare spazio alle vostre curiosità.
Do la parola a Gianfranco per cominciare. I libri che abbiamo portato qua sono quelli di base su cui abbiamo impostato un lavoro poi di immaginazione, ma a partire da questi libri abbiamo sviluppato una discussione che ci ha scoperti sorprendentemente sulle stesse tracce, diciamo, per capire dove siamo, dove stiamo andando, dove sta andando la storia, dove sta andando il mondo e soprattutto dove ci porta la tecnologia, dove ci porta la scienza, dove ci portano le macchine, dove ci porta l'ibridazione tra noi e le macchine e che cosa sono queste macchine, se è vero che hanno un'anima, come è il tema che il libro di Paolo Gallina, fin dal titolo, avanza, e cosa sarebbe questa anima, casomai. Insomma, ci siamo scoperti a curiosare tra libri, tra incontri con persone che lavorano su questi sentieri e poi abbiamo frullato la cosa dentro un salto dell'immaginazione, un salto fantastico, diciamo così, della fantasia, mettendo dentro il frullatore probabilmente anche, come diceva Marco, un po' di letture che abbiamo dentro da sempre. Se devo immaginarne una in particolare, in questo caso credo che dovrei risalire soprattutto a Pinocchio per quanto riguarda me. Ho letto tanta fantascienza, tanta fantasy anche, eccetera, però se poi dovessi fare un titolo, alludere a una storia che mi ha parlato dentro mentre pensavo, poi mentre ci lavoravamo, direi Pinocchio. Però all'inizio della discussione ci sono alcuni libri, alcuni super classici della letteratura scientifica. Schrödinger, Che cos'è la vita? Forse il primo libro che immagina un intreccio tra la biologia e la fisica quantistica, cioè tra i campi in cui forse più radicale è lo spostarsi dei confini, no? In profondità, in estensione. Alcuni di questi libri poi, se li volete vedere e toccare, sono qui. Questo strano libro che è come un totem davanti a voi, sì. È un libro del 1944. Sono delle conferenze in realtà che lui ha tenuto. Raccolte insieme in un pensiero che era quantomeno strano, considerato all'epoca, perché era appena stata scoperta in fisica. Anzi, Schrödinger è uno degli autori di uno delle leggi fondamentali, l'intuizione della meccanica ondulatoria delle particelle è di Schrödinger. Quindi un fisico che non sa molto di biologia, e lo dice lui stesso, e che però scrive un libro per immaginare come le nuove leggi della fisica possono centrare anche con la biologia e quindi con la chimica e quindi con niente meno che la vita. Scusa se lo... No, e ha fatto come noi, che siamo due che non sanno una mazza, no? Non sappiamo una mazza di biologia e di chimica e di fisica, e attraverso un lavoro di immaginazione e anche l'umiltà di riconoscere di non sapere una mazza della parte... Sì, ma non insistere su questo, perché c'è qui la mia professoressa di chimica del liceo è qui stasera e non vorrei che tu ribadissi la mia ignoranza fino a questo livello. Tutto quello che si studia al liceo lo sa a menadito. Scusi, professoressa Calzavara, scusi. E lo si deve alla professoressa. È il resto che abbiamo dovuto lavorare per recuperare, e in questo sono stati molto importanti incontri con persone. No, appunto, il lavoro di Paolo Gallina è stato molto importante, è stato per noi ed è in assoluto più importante. Tra l'altro devo dire, io ho letto una delle pagine più emozionanti in assoluto che si possono leggere nel suo libro, che è tutto importante, tutto scritto bene naturalmente, ma la pagina sul dolore delle formiche era quella che volevo leggere dopo, per non anticipare. Non ci siamo messi d'accordo, ma vuol dire che è proprio così, che è una pagina in cui Paolo Gallina
esperimento, diciamo così, ma evoca Basta. il dolore. No, non spiegare, se no ce la freghiamo per dopo. Evoca il dolore che non si sente ed è un contributo molto importante. Il libro nostro, in questo caso, il libretto, è tutto percorso dall'idea di sentire delle cose che non si sentono normalmente, attraverso la profonda empatia che il personaggio che abbiamo immaginato avverte per il vivente, tutto il vivente, anche quello appunto, come le formiche, no? E lo sente perché è il personaggio in cui immaginiamo tutte queste piste di ricerca radicale, inaudite, possano prendere vita, prendere corpo. E in questo appunto sta il salto di immaginazione con cui abbiamo voluto mettere in movimento, mettere in azione attraverso la parola, sul palco e sulla pagina scritta, queste ricerche. Uno dei libri che ci ha più da questo punto di vista stimolato è il libro di Kevin Kelly, Quello che vuole la tecnologia. È un libro di un personaggio un po' singolare, no? Una specie di cyber filosofo, un po' hippie, un po' artigiano, un po' inventore, un po' filosofo appunto, che descrive un mondo che si dota e poi però non si sa se è il mondo che se ne dota o è il complesso tecnoscientifico che lui chiama Technium, di cui il mondo sembra dotarsi, ma non si capisce bene se è il Technium che si impadronisce del mondo, vive di vita propria ed è un elemento del sentire del mondo, una specie di sfera ulteriore che si stende lungo tutto il pianeta. Un altro dei libri più recenti che forse di cui forse intuivamo il contenuto, anche se il libro è uscito dopo che il nostro è uscito, comunque era in stampa ed era finito, si chiama La Quarta Rivoluzione di Luciano Floridi, che è un filosofo che studia l'impatto delle nuove tecnologie sulla nostra vita e anche sull'etica. La descrive come una infosfera, qualcosa che copre l'intero mondo e crea anche un salto nella storia, appunto, che dopo la preistoria, dopo la storia, secondo Floridi dovremmo parlare di iperstoria, cioè una storia ipernutrita, diciamo così, di potenzialità. Insomma, questi libri di cui abbiamo parlato e molti altri in realtà, gli incontri che abbiamo avuto con persone che si occupano di questi temi, hanno a loro volta prodotto uno scatto di immaginazione per tentare di mettere ordine, per tentare di immaginarci. Forse se ci immaginiamo di andare nel futuro con delle persone riusciamo a mettere un po' d'ordine nelle cose nelle cose che vediamo capitare, no? Ci possono stare più a cuore, possiamo sentire meno la paura del futuro, oppure sentirla di più se le cose che emergono ci inquietano. Sempre Kelly, leggere Kevin Kelly, soprattutto il libro che è appena uscito, un libro nuovo, si chiama L'ineditabile, è per certi versi una specie di eccitante, che è un libro molto ottimista sul futuro, poi magari se ne può leggere una pagina. Si potrebbe anche criticarlo per questo, perché potrebbe anche essere preso per una specie di quei filosofi un po' ottusi di cui Leopardi parla, no? Gli interpreti del secolo superbo e sciocco, dove per secolo non intendeva il suo secolo, l'Ottocento, ma il secolo, cioè la storia, no? Il presente, il tempo presente. Lui quasi non vede controindicazioni in questa proiezione verso il futuro in cui ci trascina il complesso tecnoscientifico. Forse noi potremmo metterci un po' di prudenza, un po' di visione critica, meno presi dal suo spirito innovativo, ecco, magari più alle prese con un tempo che
un po' di preoccupazioni sull'impatto di tutto questo ce lo danno, e anche su chi controlla poi il complesso tecnoscientifico, quali sono le sue priorità, quali gli obiettivi. Dentro questo mondo in forte evoluzione, in metamorfosi, diciamo, nel libro, ci siamo immaginati un piccolo essere nuovo, che è il frutto anche di questo sviluppo tecnoscientifico, oltre che di umanissime passioni, la voglia di maternità, la disponibilità alla paternità, seppure un po' estorta, come nel personaggio che accompagna il numero primo per tutta la storia, per tutto il libro. Quindi abbiamo attinto a libri, ma penso che abbiamo anche attinto a sentimenti, a stimoli che ci vengono dal tempo in cui stiamo vivendo. Poi cerchiamo nei libri qualche inquadramento, qualche idea, un po' d'ordine, un po' di prospettiva. Chissà se quello che abbiamo scritto noi contribuisce al disordine, alla provocazione o anche semplicemente all'intrattenimento, lasciandosi portare nel nostro domani, nei prossimi anni. Tu di questi libri quale senti come molla di... In questo momento credo che dobbiamo condividere le molle, e allora mi sa che devo leggere la pagina delle formiche, perché così mettiamo a fuoco delle cose non nostre solo, ma come se le avessimo messe nel contesto. Perché parliamo di formiche? Paolo Gallina insegna robotica a Trieste. Viene da un luogo famosissimo che eccelle nella produzione robotica, che è Castel di Godego. Mi sembra il suo libro, che abbiamo nominato e che sta lì poi al banco dei libri in vendita accanto al nostro, si intitola L'anima delle macchine e ha vinto il premio Galileo 2 anni fa a Padova, un premio interessante perché la giuria è fatta di ragazzi che quindi hanno riconosciuto in questa scrittura in fondo la stessa cosa che ho riconosciuto io, cioè una facilità di empatia, cioè la persona che scriveva non si comportava come un professore ma come qualcuno che, ragionando ad alta voce, mi portava vicino delle domande che magari non mi ero ancora fatto, ma che dal momento che le leggevo diventavano mie. La questione delle domande è fondamentale. Allora io, invece che citare un libro letto eccetera, ho una curiosità, però la giro al professor Paolo Gallina per cominciare, e poi magari nell'ordine, se volete, leggo la pagina delle formiche e poi lascio che lui racconti un po' del nostro libro. La curiosità era questa: è vero, si può ancora dire che a fare le domande sono gli umani e non le macchine? Cioè le macchine fanno domande? Ecco, questo se posso rispondere in maniera un po' scherzosa all'inizio, questa è la tipica domanda che mi ha fatto Marco quando ci siamo conosciuti al primo incontro, e la prima di tante, circa una sessantina in una serata, e alla fine sono andato a casa senza chiedendomi veramente ma cos'è che voleva dirmi veramente, perché sono sempre domande così abbastanza cioè non banali, insomma, ecco, che mi lasciano sempre devo sempre rifletterci. Infatti mi sono dimenticato la domanda, puoi ripeterla? Ma solo noi facciamo domande o anche le macchine fanno domande? Ecco, la risposta seria secondo me a questa domanda è no, le macchine fanno molte domande adesso, ne faranno sempre di più,
se per domande si intende la capacità di raccogliere conoscenza da noi e quindi interpretare tutte le nostre informazioni che consapevolmente e anche inconsapevolmente diamo, cioè non è che noi vogliamo rispondere alle macchine, è che stiamo rispondendo alle macchine. Io sono convinto che quello che parlava anche Kevin Kelly del Technium, insomma, è una sorta di dipendenza, per cui le macchine fanno domande in qualche forma, ci stimolano a rispondere, a interagire. Se non ci fossero, noi non ci comporteremo in una determinata maniera. E questo credo sia indubitabile. Credo che la cosa sia presente anche nelle avventure di Numero Primo. Allora, premesso il fatto che ovviamente loro hanno detto che non parlano di Numero Primo, questa è una serata anche per presentare il Numero Primo, per cui è chiaro che sono costretto a parlare delle avventure di Numero Primo. Ci sono due modi per farlo. No, però prima voglio leggere le formiche a loro. Ah, prima non... Sì, ti interrompo, volevo solo la risposta se le macchine fanno domande, ma... mi rendo conto di non aver risposto completamente. No, però interessante, perché trovare le domande giuste, almeno mi sembra, che sia una delle cose non scontate, perché se si fanno delle domande troppo grandi, come quella che ti ho fatto io, è difficile trovare una risposta utile, no? Allora forse la domanda, pian piano nel corso della serata, riusciremo a riformularla e qualcuno la formulerà in maniera tale che diventi davvero una base, una sfida. Però leggo le formiche. E la parola che Gianfranco ha usato era dolore. In questo tuo libro c'è un approccio che io sintetizzo così sostanzialmente, parlando di mi metto in piedi così mi vedete, parlando di macchine, uno si domanda se un giorno arriverà una macchina capace di essere consapevole di se stessa, di avere la coscienza. Il dubbio è l'argomento del libro di Kelly, What Technology Want, cosa vuole la tecnologia, in italiano sottinteso da me, cosa vuole da me, non cosa voglio io da lei. Il libro di Kelly, il primo libro, sostanzialmente paragona l'evoluzione della tecnologia all'evoluzione biologica. Cioè tutti noi abbiamo un'infarinatura, non credo, è difficile trovare dei creazionisti puri in Italia, la maggior parte delle persone sono darwinisti tiepidi, un po' come i veneti erano democristiani e non lo dicevano, così si è darwinisti senza dirlo. Ecco. Tendenzialmente l'evoluzione la diamo per scontata. L'idea che veniamo dalle scimmie non ci dà più tanto fastidio, si può ascoltare anche in chiesa ormai da noi. È chiaro che c'è qualcuno che somiglia di più alle scimmie di altri e questo ognuno di noi nella sua testa non riesce a reprimerlo, perché specialmente quando ci si ragiona. Dopodiché ci sono tante cose importanti che i paleontologi ci hanno detto e che ci sparano sui giornali, per esempio che c'è un po' di Neanderthal dentro ognuno di noi e che tutti quelli che fumano sono più Neanderthal di quelli che non fumano, hanno detto. Ora non lo so come vengano fuori ste cavolate, ma sui giornali ogni tanto se ne sparano continuamente su questo e se uno legge le pagine scientifiche è bersagliato di notizie e molto spesso si chiede se siano vere, verificabili, finte, eccetera, però comunque sia in questo flusso, cioè, di sapienti è pieno il mondo. Il libro di Paolo taglia su tutte queste questioni dell'intelligenza artificiale con un approccio che parte dal dolore, nel senso che invece di chiedersi se le macchine un giorno avranno una coscienza e gliela riconosceremo, si pone la domanda se anzi aggira la domanda, perché non parte da una domanda e parte da un ragionamento apparentemente staccato, quello sul dolore, per arrivare a una questione molto interessante che in qualche maniera è legata al pensiero di un uomo che ha fatto molto, che era Alan Turing, l'uomo che ha inventato, che ha decodificato il codice Enigma nella seconda guerra mondiale,
e che ha incominciato a ragionare sulla separazione tra hardware e software, cioè sull'idea di adottare non macchine sempre più grosse per risolvere problemi più grossi, ma avere delle macchine che scomponessero i problemi, separare la parte, diciamo, meccanica della macchina dalla famosa scheda contenente le informazioni che servivano alla macchina per lavorare. Questi concetti base con i quali abbiamo familiarizzato tutti, partono da Turing. Turing si era posto delle questioni generali su quando saremo davanti a un'intelligenza artificiale, saremo in grado di riconoscerla, no? E Paolo in questo libro ragiona su queste cose, però introduce stranamente un concetto non utilizzato da altri come approccio, che è quello del dolore. Capirete perché Paolo sostanzialmente si chiede se una macchina può soffrire un robot se gli taglia un braccio. Chi è che lo decide? Sono io che lo decido. Tutti avete visto il film di Spielberg, ER, dove il bambino viene messo al centro del circo e sta il bambino che ha sostituito il bambino vero che era in coma? Mi pare, non mi ricordo, o era morto il bambino ed è stato sostituito da un robottino, una famiglia per bene. Poi è nato un bambino vero e il robottino non serve più. Quindi il robottino bambino viene buttato via e se ne va ai margini della società, arriva in un luogo dove le macchine vengono fatte a pezzi in una specie di circo, in un colosseo dell'epoca, e sta per essere fatto a pezzi il bambino quando il bambino piange. Gli uomini si accorgono che il bimbo piange e per loro egli non è più una macchina, è un bambino piangente. Chi è che decide se una macchina può soffrire? È quello che dice Turing. Saremo sempre noi gli arbitri per decidere se un giorno una macchina potrebbe essere considerata capace di soffrire, di piangere, eccetera. L'arbitro è culturale, l'arbitro siamo noi. Non esiste un criterio oggettivo per valutare le cose. Indagando su questo, Paolo fa una riflessione su quanto il dolore sia fondamentale, evolutivamente importante. Il dolore non c'è, non esiste. È come la forza in fisica, dice. Le forze non esistono, ma si misurano. Cioè, è chiaro che possiamo misurare la forza di un pugno, ma non è che la forza esista da sola senza il pugno. La forza è un'astrazione di una visualizzazione di qualcosa che succede. E il dolore è uguale. Se io te l'aspettavi, no? Beh, ma te l'ha fatto un artista, dai, ti le ho fatto male. Il suo male non esiste da solo, però lei l'ha sentito. Vuoi che te la do più forte? No, grazie. Perché esiste la misura del dolore. Cioè, io posso farla soffrire tantissimo stasera approfittando della sua disponibilità, ma il dolore non esiste di per sé, lei percepisce questa cosa. Quindi noi, tutti avete sentito il colpo, avete intuito che non le ho fatto bene, le ho fatto un po' male. Il fatto è che lo sentite voi, e non solo lei che l'ha sentito, è un'evoluzione della specie. Perché se la mamma può sentire che il bambino sta male, nel senso il bambino non sa definire la sua malattia, ma la madre è in grado di capire e a poco dagli indizi di riconoscerli. È fondamentale il dolore, cioè riconoscere il dolore negli altri è importante. Fra di noi ci si capisce. Paolo dice, in fondo arriveremo a capire, a riconoscere il dolore negli altri, anche nelle macchine, però si chiede, però il dolore è sotto Dio, cioè, ci sono dei limiti a sentire il dolore altrui, la capacità di soffrire. E qui parte un ragionamento. Dice, ma si è scoperto che le formiche non sono silenziose, producono suoni caratteristici. Gli scienziati hanno amplificato lo stridio prodotto dalle zampe e così hanno imparato a sentire come comunicano le formiche. Allora, le formiche possono soffrire. Posso sentire il dolore di una formica? Scrivo una mail a una dottoressa zoologa, una tua collega che non conoscevi, immagino, all'epoca, è la tua... No.
Da un po' di tempo, le scrive una mail, da un po' di tempo nel campo dell'intelligenza artificiale esiste un dibattito sul concetto coscienza delle macchine. A tale riguardo il test di Turing è il più famoso e discusso per distinguere macchine pensanti da macchine non pensanti. Vorrei proporre un punto di vista alternativo. Nel mio saggio difendo la tesi secondo cui al di là della quantità di coscienza sia biologica che meccanica dipende sempre dall'osservatore il grado di coscienza che si è disposto ad assegnare. Vorrei partire dalle formiche. Se si avesse la possibilità di ascoltare grazie alle nuove emozioni, si sarebbe momentaneamente disposti ad assegnare alle formiche una dignità maggiore di quanto avviene nella vita di tutti i giorni. Arrivo alla richiesta, cara professoressa, aggiungo un po' del mio, perché avrebbe delle registrazioni di suoni fatti dalle formiche in condizioni di stress mentre percepiscono una minaccia o che stanno morendo? Poi lui riflette a voce alta e dice: ma la professoressa risponde e dice: non ho registrazioni di questo tipo. Allora lui gli scrive una seconda cosa, devo essere un po' veloce, taglia un po', dice: scusi, ma normalmente non mi faccio molti scrupoli nell'uccidere una formica, dato che non mi passa per la testa che possa possedere una coscienza o possa soffrire. Ma se riuscissi a percepire i suoni prodotti dai suoi apparati stridulatori mentre sta morendo, il mio punto di vista cambierebbe? E se contemporaneamente la causa della sua morte fossero proprio le mie azioni? Quello che le propongo è un piccolo esperimento che mi permetta di ascoltare il grido di aiuto di una formica. Potrebbe rivelare quanto la nostra propensione ad accettare che gli altri esseri viventi sia irrazionale, come l'empatia sia influenzata dalle capacità comunicative, dai suoni delle nostre vittime. So che suona un po' cinico, ma testimoniare la morte, o se vogliamo chiamarla esecuzione o tortura di una formica, aiuterebbe a comprendere il nostro rapporto con le macchine. Ce l'avevo fatta. Ero riuscito a usare il termine tortura, anche se tra parentesi e non in maniera diretta. Non avevo voluto usarlo prima, nell'altra lettera, perché mi sembrava troppo cinico e insensibile. L'esitazione è la riprova che nella mia mente era già in corso un dibattito etico sulla formica. La risposta della dottoressa fu pragmatica. Se vuole la registrazione sotto tortura la possiamo fare e se le fa piacere può anche venire ad assistere. Ne parlai con mia moglie. Non vorrei mica torturare una formica. Stiamo parlando di una formica piccola. Mi resi conto di non aver usato il termine formichina di proposito. Il diminutivo avrebbe rafforzato la posizione di mia moglie. Sì, ma è sempre un essere vivente. Ma tu sai quante formiche schiacci ogni volta che fai manovra con la macchina? Voi lo sapete quante formiche ci sono sul pianeta? Lo sapete che la massa delle formiche del pianeta è superiore alla nostra massa corporea come popolazione umana? Detto così, en passant. Cioè, lui gli dice: cosa c'entra? Non lo faccio di proposito. Della moglie: io non lo faccio di proposito. Tu stai premeditando una tortura gratuita. Gratuita, lo scienziato. Cioè, dice, no, gratuita. Lo faccio per la scienza. Cioè, quelli a Castel di Godego, cresce cattivi, proprio cattivi. Se non ci fosse qualche scienziato di Castel di Godego che si inventa esperimenti così, saremmo ancora fermi ai Neanderthal. Vabbè. Allora, e la moglie: al manco non farla soffrire tanto, che così lei si sistema la coscienza, no? La discussione familiare va avanti per un tocco. Per quanto surreale e naif, era la parodia di quello che stava accadendo nella mia testa. Anche lui ci stava pensando. Poi arriva il gran giorno. La dottoressa mi comunicò che il piccolo esperimento aveva avuto luogo. Mi spedì un filmato nel quale una formica si dispera mentre un paio di pinzette le spappolano l'addome. Guardandolo mi chiesi come avrebbero reagito i lettori del libro.
Più di qualcuno prenderà le difese della formica, conclusi. L'evenienza mi turbò, ma anche quest'ultimo sentimento aiuta a comprendere il quadro generale. Il dolore è il risultato di una pressione sociale, culturale. Non è qualcosa che si costruisce, no? In conclusione, sono riuscito ad ascoltare il grido d'aiuto di una formica, sono riuscito a vederla morire, tralascio i dettagli più macabri, conservo il video e la registrazione dei suoni quasi con vergogna. Devo ammettere, come mi aspettavo, che non mi hanno lasciato indifferente. Oggi, percependo il dolore di una formica, sono riuscito a farla salire sulla mia zattera, il mio mondo. In passato, Aristotele, nel primo libro della Politica, aveva affermato che lo schiavo è un oggetto di proprietà animato e ogni servitore è come uno strumento che ha precedenza su altri strumenti. Questa pagina del libro di Paolo ci ha colpito entrambi, come altre considerazioni che lui ha fatto. Non lo commento, non faccio, perché se siete curiosi siete voi che avete la possibilità, ma ho le domande, perché se sbagliate domanda come ho fatto io prima, poi... Sì, tra l'altro questa parte qua è una di quelle che ho segnato nel libro Le avventure di Numero Primo. Se avete carta e penna, segnatevi pagina 315, perché questo è uno dei riferimenti al dolore, insomma. E quando l'ho letto non mi ero ricordato che l'avevo scritto sull'anima delle macchine, perché ho detto, che questa è proprio una rivelazione, veramente vorrei averlo scritto sul saggio, ti giuro. Per cui c'è... Stai dicendo che l'ho copiato di brutto? No. Copiato lui. No, non posso... Il dolore è sempre personale, aveva imparato. Ciascuno misura il proprio per farsi così un'idea del dolore altrui. E sentire il dolore negli altri, immaginare che qualcuno possa soffrire, ce lo rende vicino, se ne stiamo male. Questo è detto di uno scorpione. Ah, ecco. Sì, mi ero dimenticato dello Sì. Cosa c'è di... Mi alzo in piedi così tutti quanti mi vedono, ma sono perdonati perché non sono personaggio da spettacolo, per cui mi sento anche un po' così a disagio, ma tento di vincere il disagio a favore delle persone che stanno dietro. Questo è un riferimento a... introduce un qualcosa di importante che c'è anche nelle avventure di Numero Primo, anzi che sta in mezzo a tutte le pagine delle avventure di Numero Primo, che è il legame emotivo con le macchine o con la tecnologia, se vogliamo, perché non è macchina o tecnologia, o insomma è abbastanza tutto un insieme continuo. Capitoletto sul Tamagotchi. Capitoletto sul Tamagotchi. Sì. Magari forse verrà più avanti, però per quanto riguarda le avventure di Numero Primo, mi premeva dire questo. Allora, io per lavoro sono abituato a leggere articoli scientifici o scrivere articoli scientifici molto dettagliati, molto puntuali, molto razionali anche, che tentano di dire tutto quello che serve sapere. Però più passa il tempo, più mi addentro a questo mondo qua e più mi rendo conto che le cose più importanti riguardanti la tecnologia, riguardanti la robotica, sono difficili da dire in maniera scientifica, in maniera razionale. Cioè parlare di tecnologia dal punto di vista funzionale, cioè A deve fare B e B deve fare C, per cui diventa D come causa di tutto il percorso, è facile, insomma, è relativamente facile. Questo è il progresso e gli scienziati sono qua per fare questo è il loro lavoro, come il panettiere fa pane, insomma diventa anche un po' un'abitudine, qualcosa di normale. Parlare invece di tecnologia quando questa tecnologia coinvolge il nostro modo di essere uomini, di vivere la nostra umanità, cioè di interagire con la tecnologia e
e di descrivere come questa ci cambia dentro profondamente, quindi concetti che hanno a che fare con anima, con coscienza, con consapevolezza, con piacere, con crescita, con futuro e anche con origine e anche con religione, direi. Questo è molto difficile farlo in maniera razionale, per cui la convinzione che mi sono fatto è che molto spesso i romanzi, la letteratura servono proprio per questo, lo servono in tanti ambiti. Mi sembra quasi che l'ambito della tecnologia sia un ambito in cui non dovrebbero mettere piede, perché o si fa fantascienza o si fa razionalità, e la fantascienza è un mondo staccato e non interpretativo della realtà. Ecco, secondo me invece ci sono romanzi, storie, favole che riescono a raccontare bene quali sono i pericoli, quali sono i pregi della tecnologia e del futuro tecnologico, ma indipendentemente dai pericoli e dai pregi riescono a raccontare o a far intravedere la direzione verso cui si potrebbe andare o si sta andando. Ecco, questo l'ho trovato parecchio in Numero Primo. E riallacciandomi al discorso che facevo prima, cioè alla prima serata che ho avuto, il primo incontro dopo, quando Marco mi ha invitato a un suo spettacolo a Trieste, vai, vediamoci, così parliamo di alcune cose che voglio fare, che insomma intendeva il romanzo, le avventure di Numero Primo e anche lo spettacolo. E io mi ero preparato, perché prima gli ho chiesto ma su cosa, che argomenti, così, un po' perché volevo essere preparato, pensavo a una specie di consulenza. No, sono arrivato là tutto emozionato, ho visto lo spettacolo, poi sono iniziate queste domande qua, tutte abbastanza pesanti del tipo di quella prima, e non ho capito veramente dove voleva andare a parare. E poi sarà la stanchezza, insomma, siamo andati avanti fino a mezzanotte, insomma, poi lui aveva bevuto anche un bicchiere di vino, ho detto forse sarà il vino, e ho detto boh, tanto il giorno dopo ci troveremo. E il primo pensiero prima di andare a letto è, insomma, qua si ragiona sulla sincerità, immagino, con un pubblico così. Il primo pensiero prima di andare a letto è stato come ha fatto un artista che è riuscito a parlare così razionalmente del Vaillant a farmi quelle domande là. Perché era... Scusa, non è un complimento. Non è un complimento. Non è un complimento. Il giorno dopo ho detto, beh, ma ci troviamo il giorno dopo a parlare, quindi avevamo appuntamento alle 9, io mi organizzo, mi faccio idee, insomma, tento di intuire. Arrivo là, stesso discorso, è stata una mattinata in cui abbiamo parlato di tutto per ore e ore, e non c'era un approdo, non c'era un concetto che emergeva, cioè io sentivo di non essergli di aiuto, e sentivo anche che lui non riusciva cioè, o perlomeno io percepivo, sto addolcendo un po', percepivo un po' che le sue domande non riuscivano, non entravano in me chiaramente. E siamo andati avanti, abbiamo parlato e mi ha raccontato dell'operazione, del progetto che stavano facendo con Gianfranco, e un po' alla volta sono entrato nel meccanismo. Ma è proprio questo il concetto, cioè il punto è che ragionare e dialogare di questi concetti non è passare da A a B a C in maniera razionale, cioè parlare del rapporto tra uomo e macchina è un processo complesso, e secondo me è talmente complesso che un'opera letteraria può essere di aiuto per comprendere dove si sta andando. Quindi questa è, diciamo, adesso insomma, va di moda parlare di mission, questa è la mission che io mi sono immaginato delle avventure di Numero Primo. Parlare è un pretesto di una storia, di un racconto che insomma, ha tutti i crismi del raccontare, della letterarietà, quindi la suspense, un traguardo da raggiungere, l'avventura, come dice il titolo, ma è anche un pretesto per parlare di tecnologia, più che di tecnologia per parlare di futuro. Poi alla fine è un po' questo il desiderio, immagino, degli autori, immagino.
l'hanno detto, per cui insomma è anche facile immaginarlo. È un po' quello che ho colto io e che mi è piaciuto, insomma, questo è un messaggio importante. Poi la cosa così che mi ha stupito veramente è la ricerca che c'è stata dietro. È una ricerca che al contrario cioè è una ricerca che è molto dettagliata e va alla radice delle cose dal punto di vista tecnologico. Quella ricerca è stata, secondo me, razionale e rigorosa, però su questo lascio la parola. Dire una cosa sul dolore dell'inanimato, no? Che mi riporta a Pinocchio. Vi ricordate com'è che viene scelto il pezzo di legno da cui Geppetto trae il burattino? Viene scelto perché Mastro Ciliegia, a cui Geppetto si rivolge, sta lavorando un pezzo di legno. Il pezzo di legno si lamenta quando comincia a lavorare con gli strumenti. Gli dice ai. Si sente il dolore dell'inanimato, si capisce che quel legno vive, no? Quel legno vive e poi prenderà forma di burattino che somiglia a un bambino che poi diventerà, no? Ma poi ed è la prima volta che il legno vivente, lo chiamava uno dei più acuti commentatori della storia di Pinocchio, Luigi Compagnone, è la prima volta che il legno prende vita. Poi però c'è una seconda nascita di Pinocchio. Forse vi ricorderete che Pinocchio all'inizio viene pubblicato a puntate su una rivista da Collodi. Il primo Pinocchio finisce al capitolo 15, non al capitolo 30 quanti sono alla fine. Cioè finisce quando Pinocchio, il burattino, viene impiccato all'albero, no? Dagli assassini che sono i gatto travestiti. Lì finisce la storia. Non sapevo questa cosa. Dopodiché l'empatia che quel legno vivente ha suscitato nei lettori spinge, obbliga Collodi, che non ne voleva sapere, a raddoppiare la storia, a farlo rinascere praticamente. In realtà dice non è morto, eccetera, no? Con la fata turchina, lo rincuora, no? E continua per il doppio ancora della storia. E è proprio l'empatia dei lettori in questo caso che Collodi sa suscitare, no? Che fa vivere rinascere Pinocchio. E questo ci porta dentro appunto la nostra capacità di sentire anche nell'inanimato empatia. Appunto prima citavo l'analisi che fai nell'anima delle macchine del giochino del Tamagotchi, vi ricordate? Quella cosa che molti bambini, non solo bambini, erano stati spinti a fare dall'industria dei giocattoli, no? Per tenere vivo questo esserino meccanico al quale molti si affezionavano sinceramente, no? Quindi il gioco emotivo tra noi e le macchine è tutt'altro che scontato negli effetti che può provocare. Forse anche ragionare sugli effetti che suscitano in noi personaggi letterari della fantasia, del cinema, eccetera, ci serve, no? Come elemento che sviluppa la nostra capacità conoscitiva, ci porta dentro un mondo in cui quello che era inanimato può in realtà rivelarsi molto, no? C'è un capitolo di Kelly nell'Inevitabile in cui parla del modo in cui emerge la vita interiore degli oggetti, no? Come gli schermi che pullulano e che noi abbiamo costantemente in mano, se vogliamo, possono rivelare, portare alla superficie la vita che sta dentro un oggetto, che altrimenti sarebbe un oggetto, una cosa, appunto, inanimato.
e può far sviluppare in noi una relazione del tutto nuova, in attesa, insomma. Questo ci racconta del mondo in cui siamo già, no? Avevi scelto una pagina? Sì, avevo scelto, così come ho letto la pagina delle formiche, volevo darvi un estratto di questo punto di vista. Questo è un libro con cui faccio volentieri a pugni. Questo è un libro che mette a dura prova la mia pazienza, il mio punto di vista, le idee a cui sono affezionato e che in parte stanno già cambiando. Io non riesco ad ammettere che sto cambiando idea su delle cose. E allora questo signore, che ha un punto di vista, tra virgolette, detto tra noi, molto americano, però in qualche maniera mi tocca, mi ferisce, mi provoca, e se dovessi scegliere qualcuno con cui litigare preferisco qualcuno che ha qualcosa da dire che non uno che parla solo con la panza. E questo è il caso di Kelly. 20 anni dopo la sua nascita è ancora difficile comprendere la portata di internet. Pensate al numero di pagine web che ci sono 60.000 miliardi, cioè ogni individuo sulla Terra ha come contrappeso 10.000 pagine sul web, e questa cornucopia, dice lui, è stata creata in meno di 8.000 giorni. Perché tutta questa abbondanza non ci stupisce? I re del passato avrebbero mosso guerre per impadronirsi di queste abilità, di questi poteri. Solo dei bambini avrebbero potuto sognare una lanterna magica così. In fondo, la tecnologia è già conosciuta, è già compresa nelle antiche fiabe. Apriti Sesamo è la prima password della storia. Ho passato in rassegna le aspettative dei maggiori esperti degli anni '80 e posso affermare che la ricchezza dei materiali, la disponibilità su richiesta e senza costi, come le informazioni della rete, non erano state previste da nessuno nell'arco di 20 anni. In quel periodo chiunque fosse stato abbastanza stupido da spacciare la lista sopracitata come visione del futuro sarebbe stato messo davanti all'evidenza che nessuna azienda al mondo avrebbe avuto abbastanza soldi per finanziare un progetto del genere. Il successo della rete su scala attuale sarebbe sembrato impossibile perché irrazionale. Quello che nessuno è riuscito a vedere è che tutto questo mondo non è stato costruito dalle imprese ma dagli utenti. Chi è che ha riempito di contenuti la rete? I clienti. La totalità dei contenuti di Facebook, YouTube, Instagram, Twitter è stata fatta dal pubblico. L'ascesa di Amazon è stata una sorpresa, non perché è diventato un negozio dove si vende tutto, non era così difficile immaginare un catalogo online, ma perché sono i clienti a scrivere le recensioni che hanno reso possibile la scelta a coda lunga di quel sito. Oggi chi produce software lascia che siano i clienti più entusiasti a dar consigli, non fa pubblicità. Sono i clienti a far muovere la macchina, ma non c'è stato nessun fenomeno più eclatante di YouTube e Facebook. Tutto quello che gli esperti di comunicazione sapevano sul pubblico, e ne sapevano, lasciava credere che nessuno spettatore si sarebbe mai messo in piedi per produrre in proprio spettacoli. Loro avevano davanti un pubblico di teledipendenti, come noi stessi ci spregiativamente chiamavamo qualche anno fa, no? Oppure magari autoescludendoci, ma pensavamo che gli altri, ogni volta che eravamo delusi da una votazione nel nostro paese, immaginavamo di avere davanti dei teledipendenti. Tutti sapevano che la scrittura e la lettura erano morte, che la musica era troppo faticosa da fare, e si poteva stare a sentire che la produzione di video era semplicemente fuori mano per gli amatori in termini di costo, in termini di qualità, in termini di esperienza. Creare, no, non si può fare. E poi sarebbe stata roba brutta che nessuno avrebbe visto.
È stato uno shock assistere alla comparsa quasi istantanea di 50 milioni di blog nei primi anni 2000, circa 2 blog al secondo, e solo pochi anni dopo all'esplosione di video realizzati dagli utenti. Nel 2015 su YouTube, nel 2015 65.000 video al giorno, 300 ore di video a ogni minuto, e adesso poi in tempi più recenti le notizie, i canali di notizie eccetera. Chi ha messo i soldi, le energie e le risorse per fare tutto questo? Il pubblico. Uscire dall'era industriale in cui ogni oggetto prodotto in massa supera qualunque cosa che si possa fare da soli e trovarsi catapultati in un mondo in cui i consumatori sono direttamente coinvolti può essere una sorpresa. Abbiamo pensato che quella moda fai da te, amatoriale, fosse morta. Nessuno poteva immaginare che quella sarebbe diventata la forza principale mai vista, che ha riempito e creato adesso questa specie di gigantesco alveare di azioni in collaborazione di masse, di persone, di network, eccetera, eccetera. Ora, leggo a estratti, dice Kelly, se proviamo a immaginare questa rete fra altrettanto tempo, il primo impulso è di pensarla come una versione 2.0 di quella di adesso, ma internet nel 2050 non sarà una rete migliore, nello stesso senso in cui la prima internet non era una versione migliore della televisione, era un'altra cosa che nessuno poteva immaginare. Dunque, dice, sarà qualcosa di nuovo, di diverso. Immaginate quanto sarebbe stato fantastico essere un imprenditore ambizioso all'alba di internet nel 1985. Praticamente ogni dominio.com era libero, bastava semplicemente chiederlo. Un mio collega, collaboratore della rivista Wired, notò nel 94 che il dominio McDonald's non era ancora stato rivendicato dalla McDonald's. Sotto mio consiglio se lo brevettò e poi cercò di venderlo alla McDonald's, ma l'incompetenza della compagnia nei confronti di internet raggiungeva livelli comici. Punto cosa? E alla fine lui rinunciò a vendere il coso e raccontammo la storia nella rivista. A leggerlo adesso anche i più ignoranti sanno che in qualche maniera esserci, che i nomi, che le cose li contano, ma c'è stato un tempo in cui i dirigenti, racconta delle reti televisive, dicevano, non erano spaventati dal fatto che si sarebbero aperti migliaia di canali in rete, perché tanto dicevano, noi con quello che spendiamo a riempirne qualche centinaio, che li comprino pure 5.000 canali, cosa ci faranno dentro? Verranno a comprare le nostre cose? Nessuno poteva immaginare questo rovesciamento dei ruoli. E così Kelly dice semplicemente in questo suo irritante e al tempo stesso accattivante ragionamento. Eppure, in termini di internet, non è successo ancora niente. Siamo agli albori. Se potessimo salire su una macchina del tempo e da lì guardassimo indietro, ci accorgeremo che la maggior parte dei prodotti che usiamo adesso, cioè la maggior parte dei prodotti che useremo nel 2050, nel 2000